Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su FIFA 14, allora ragazzi ormai ci siamo con la One, presto un nuovo FIFA, quindi questo è l'ultimo video penso su FIFA 14 All Generation. Dopo chiaramente ragazzi io ho preso il bundle con Motorsport chiaramente, quindi chiaramente io per avere FIFA Next Generation devo dare dentro GameStop FIFA 14 per avere a pochissimi soldi FIFA Next Generation. Quindi è chiaro che non ci sarà più FIFA per 360. Ecco ragazzi, io ho un dubbio e visto che voi siete belli esperti, belli smanettoni, aspetto un vostro parere. Io per esempio con l'Avermedia Game Portable avevo un problema di registrazione perché la PlayStation con il Blu-ray ci sono dei problemi di copyright e quindi non puoi registrare la PlayStation in Full HD e per esempio se vuole provare anche a registrare Sky, neanche Sky me lo fa registrare. Col fatto che adesso anche la One ha questa cosa del Blu-ray, io ho paura di avere problemi a registrare su console di Next Generation. Tipo, io volevo subito partire con Motorsport nuovo e FIFA Next Generation. Quindi, come si fa a ovviare il problema se c'è ancora questo problema? Ok. Quindi questa è la prima domandina come viene. Anzi, visto che dopo queste partite non ci saranno sondaggi, questo diciamo è il sondaggio. Come si fa a registrare con le nuove console se c'è il copyright? Non so ancora se c'è, però io metto le mani avanti. Sul sondaggio passato era sì, 4-3-3 sì, 4-3-3 no, ha vinto il 4-3-3 sì. Allora adesso la formazione è questa: Pepone Reina, Armero, Astori, Cannavaro perché l'Albiol deve ancora recuperare dall'infortunio, Maggio, Hamsik, Draxler, Insigne, Mertens, El Pipitas e Callejon, quindi una buona squadra, speriamo bene. Pandev è un po' incazzato perché sente la mancanza di casa, che insomma, tutto il rispetto, ma non capisco il perché. In campionato siamo al quarto posto a 16 punti, l'Inter in fuga, quindi bene. E niente, andiamo, adesso siamo contro il Torino, dobbiamo fare una bella partita per cercare di recuperare punti sulle prime. Guarda, tutte cazzo bellissimo, il campionato tutte a 16, le prime, le seconde e solo l'Inter è un po' in fuga. Comunque per gennaio c'è bisogno assolutamente di qualche rinforzo perché la squadra è corta e i giocatori sono stanchi. Ultima cosa, a breve esce la patch ufficiale con 800 volti più le patch come si dice di PES Edit. Io penso che per dicembre si parte alla grande. Me l'avete chiesto in miliardi, la nuova diventa un mito. Purtroppo con PES bisogna fare tutto in ritardo perché sono lenti con i DLC. Però da dicembre si parte con la diventa un mito di Pro Evolution Soccer, anche se il gioco mi ha convinto un po' meno dell'anno scorso. Raga. Vai ragazzi, a Napoli per vincere e come si dice tenere il contatto con le prime. Vai ragazzi. In conferenza stampa ho parlato bene del Napoli, l'ho motivato per portare a casa la vittoria. Ventura invece vuole giocare in contropiede e sperare di portare a casa almeno un punto. Noi dobbiamo vincere per forza sotto il diluvio napoletano. Vai Fiori. Brighi e il Caduri subito cagata del Napoli subito dopo un minuto. Mamma mia, cosa ho rischiato ragazzi con il Robben italiano. Cerci, Insigne, vediamo sto nuovo modulo come va. Scelto da voi ragazzi, questa è la carriera interattiva. Occhio, bravissimo Pepone. Quindi sarà carriera interattiva su FIFA e diventa One Mitus su PES una volta che arrivano tutti i DLC e le patch. No, Pasquale, parte malissimo il Napoli comunque. Bravi ragazzi, dai Naples. Prova attenzione, lancia in profondità, non ci credo. Recupera il Cadurri per Meggiorini. Ancora il Caduri. Occhio ragazzi, ma stiamo giocando veramente in difesa di merda, dai. Vai Hamsik, mare chiaro per Insigne, bel numero di Insigne però solo rimessa per il Naples. Vai Naples, attenzione Callejon,
buttala in mezzo bene di testa, non ci voglio credere, recupera la difesa del Torino, Meggiorini per El Kaduri, vai Fioi, Higuain vede Callejon, parata di Padelli, Mertens prova il cross, pennellata, c'è il gol! Cannavaro al 21esimo, San Paolo esplode, Napoli 1, Torino 0, il Canna. Il San Paolo in festa, ragazzi, ma manca ancora tanto, chiaramente, Il Meggio, Ocio al Meggio, ancora Napoli, Gonzalotto per Callejon vede Igua per Insigne, pallonetto di merda di Insigne, 1-0. Ricordo sempre che il livello è campione, ragazzi, ma cosa ha fatto con Insigne, porca puttana. Il Napoli sta giocando bene, però ancora, stavolta Ramsik fa un buon lavoro, Ansik per Callejon, ancora comunque subito assist di Mertens su calcio d'angolo, Draxler, Armero recupera, il Napoli sta giocando bene però. Vai ancora Callejon, recupera ancora la difesa del Torino, ma ancora Napoli sta giocando bene oggi il Napoli. Dopo il pareggio 1-1 con Livorno. Rodriguez, ancora errori, ma troppo lunga. Comunque un buon Napoli, molto intenso. Il Comendone è soddisfatto della prova della sua squadra. I tifosi napoletani e la stampa sono ancora un po' così sul fatto di un allenatore sconosciuto alla guida di una squadra prestigiosa come il Napoli, ma il Comenda sta rispondendo con i fatti in questo momento. Una buona squadra. Immobile, attenzione Immobile, incredibile Immobile, scarta tutti, Immobile. Vai Napoli, Pipita, contropiede per Insigne, vai Lorenzo, dribbling, ma Padelli c'è, non ci voglio credere, Insigne si è mangiato un altro gol, il Comendone è furioso in panchina, questi gol li paghi dopo. Callejon, Ocio, Glick e Flock, Glick e Glock, Pasquale, attenzione al Pasqua, dai che va bene, 1-0, non potevamo essere già 3, tanti errori, Ocio, El Kaduri per Bascia, e cosa fa? Mamma, cosa ha fatto Armero? Cosa ha fatto Giampaolone Armero, ragazzi? Perché lui è Giampaolone. Grande Pablotto. Sostituzione, entra Vives, esce Brighi. Che rischio, ragazzi, che rischio. Immobile per il Meggio, Ocio al Meggio. Un po' impreciso il Toro. Mertens, bel numero di Mertens, peccato. Attenzione, che fastidio, scusate, problema Comendiano. Vai, Moretti, Vives, Glick. Il Torino tiene palla, ragazzi, attenzione, erroracci qua. Questa pioggia è pericoloso, fa ste cose, attenzione, il portiere fa la cappella. Ma non ci credo. No, qua un anticipo sbagliatissimo da parte del Napoli. Ragazzi, la partita però è veramente difficile con questo diluvio. Incredible. Ancora il Torino, tantissimi errori a centrocampo adesso, ragazzi. Tantissimi errori. Il Torino sta tentando l'assalto alla porta napoletana di Pepone. Ocio, El Kaduri. Rimessa per il Toro, adesso non stiamo giocando bene purtroppo. Andiamo anche noi con dei cambi, ragazzi. Cambi comendiani. Aspettiamo ancora, siamo solo al 58esimo, al 65esimo cambiamo. Ocio, bravo Cannavaro. Bella partita del Canna. Dai. Prova il numero, Vai Gonzalone, la fa scorrere. Higuain.
Attenzione Insigne, peccato, brutto rinvio ancora del portiere, un po' in crisi Padelli oggi. Hamsik, sbaglia Hamsik, ma arriva a Mertens. Vai Mertens, pennella la Mertens. Ancora il Toro. Al 70, andiamo con i cambi, Rosa. Ok, allora. Proviamola qua, mettiamo Pandev. Poi proviamo Zapata e mettiamo Inler al posto di Hamsik. Speriamo bene. Vai. Pasquale. Vai che il Napoli recupera. Vai il contropiedone, vai Igua ce la fa. Attenzione, è da solo Hamsik, ma non ci credo, non tira, ma perché sti vareggi? E il Caduri, stiamo attenti che basta un gol e pareggiano, e se perdiamo contatto dalle prime col Toro in casa è grave. Bravo Maggio. Eccola là, la stronzata comendiana. Meggiorini, bel numero del Meggio per Pasquale, ai, madonna del signor, meno male. Che fortuna qua Glick. Fallaccio. Fallo, e forse anche ammonizione per San Milano, ragazzi. Callejon ammonito. Fuori, mettiamo i cambi, eccoli qua. Adesso proviamo anche sto Pandev. Sto Zapata, scusate. Buttala via, che anche un 1-0 va bene. Soffriamo insieme, ragazzi, Pasquale. No, sti errori, cazzo. Fernò, Immobile. Occhio. Buttala via. Partita di sofferenza, comunque un diluvio incredibile, si fa fatica a giocare. Insigne. Lorenzone per Mertens, e Mertens se ne va, lì prova l'angoletto, palo di Mertens, incredibile, neanche fortunato al Naples. Porca puttana il Napoli, palo di Mertens. Sto giocando bene però Mertens, mi piace, bel modulo questo. Meritava il gol. Zapata recupera, niente da fare. Dai, un po' di pressing. Ultra difensiva, chi se ne frega, difendiamoci adesso. Vai che è nostra. Non ci credo, recupera ancora Pasquale. Per Fernand, attenzione. Butta via, bravo. Zapata che fa un erroraccio, tentato. Ma si va a vincere, ragazzi, 1-0 pesante. Vai ragazzi, a Firenze per altri 3 punti, ragazzi, ma l'avversario comunque è duro, perché la Fiorentina è comunque una buona squadra, ha 19 punti, anzi no, scusate, forse ne ha 15, ma anche lei nelle prime posizioni, punta alla Champions League. Vai Story, brava Story. Mertens che ha giocato benissimo, ancora Mertens, strepitoso, dai. Tomovic, il Tomo. Fortuna e sereno a Firenze. Callejon sbaglia, confermata la formazione di Napoli contro il Toro. Pizzarros, Gomez, Marietto, Ocia Marietto, Pizzarro, bravissimi, dai Fioi. Reina, Pepone a Igua. Ma che cazzo, Quadradone recuperava, fallo. Draxler, si è visto poco Draxler nell'ultima partita. Deve ancora ambientarsi forse Draxler. Mertens invece sembra gasatissimo. Mertens la mette in mezzo, mamma mia, recupera Neto. Callejon,
Igua. Fuori gioco, fuori gioco. Offside, offside. Offside. Draxler. Draxler, dai, 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 dai. Ah, peccato. Dai ragazzi, dai ragazzi. Ma Dio, Christiansen. Dai che sbagliano anche loro. Vai, vai Callecon, vai sulla cagata della Fiorentina. Callecon, non ci voglio credere, di testa. E ancora Neto, me ne mangio troppe però. Ah, Dio santo, bella parata di Neto, ma potevo segnarla qua. Draxler. Attenzione per Hamsik, bellissima palla, vai Marek Chiaro, attenzione Mertens di testa, non ci credo ancora, recupero, tira, ed è ancora la muraglia fiorentina, qua ha sbagliato Gomez, recupera, ma ancora Stori, fuori gioco, offside, offside, offside. Rodriguez. Fuori gioco, cazzo, no, vergogno. Ma dai, è rosso. Rosso per Astori, che era fuori gioco netto. Offside, non fischiate, adesso rischiamo di prendere il gol e siamo anche in 10, ragazzi. Grande Pepone. Adesso sarà una sofferenza, ragazzi. Sofferenze, che c'è? Occhio gol. Mettiamo ultra difensiva. Adesso si soffre, però adesso si soffre. Pizzarro. Pasquale. Prima Pasquale, adesso Pasquale. Occhio, Onda ha preso la Fiorentina. Onda! C'è il gol di Onda. Bellissimo gol di testa di Onda. Avete visto che c'era Onda? Incredibile, la parità capovolta, stiamo giocando benissimo, espulsione, più gol di Onda, adesso è veramente dura. Gol mangiato, gol subito, prima ho mangiato il gol con... non posso tenere molto difensiva, ho sbagliato il gol con Caie, e pago, però era fuori gioco netto quello per me. Adesso l'ho vista in velocità, Quadrado, adesso Fiorentina fa quello che vuole, gol mamma, adesso fischia fuori gioco. Momento difficile all'Artemio Franchi di Firenze. Adesso devo mantenere la calma, devo assolutamente portare a casa almeno un punto, se no l'Inter scappa via. Sentite i cori per la Fiorentina, il commento in panchina abbastanza incazzato. È un fuorigioco, è nato il gol. Mertens, il migliore del Napoli, Mertens, lunga, recupera ancora netto di merda. Dobbiamo stare calmi adesso, relax, fino a che ce la possiamo comunque fare anche se siamo in 10. Dai che loro sbagliano però. Quadrado, super quadro. Regolare ancora Gomez, allora è proprio la linea della difesa che fa cagare. Che errore Quadrado, e c'è il gol. Mamma mia che culo. Mamma mia che culo obeso, finisce il primo tempo. Ma troppe sofferenze, ragazzi. Vai. Secondo tempo, Callecon. Pesa tanto l'errore di Caie. Dai ragazzi, con il cuore lo possiamo almeno pareggiare. Uomo in più per la Fiore. Armero. La butta su, ma recupera la difesa fiorentina. Borca Valero. Il piccolo Borca per Onda. Occhio Onda scatenato, lo voleva il Milan, invece va la Fiore. Bravo Reina. Igua, help Pipita. Sbaglia il Pipita. Porca, non ci vuole si sconfitta, però non ci voleva proprio. No, Quadradone, la Fiorentina giocando benissimo adesso. Bella Fiore, Reina, mamma mia non esce. Sofferenze. Proviamo un contropiede beffardo con l'uomo in meno. Attenzione, vai lunga per Igua. Vai Gonzalo, siamo tutti con te Igua. Higuain prova il tiro. Un tiro di merda, netto recupero.
troppa fretta per Igor di tirare. Ancora errore, si vede solo l'uomo in meno. Dai ragazzi, ancora Gomez che sembra veloce come Cristiano Ronaldo, incredibile, incredibile. Vai Reina, buttala su che sei bravo con i piedi. Roncaglia, adesso la Fiorentina gioca bene. Roncaglia per Gomez, Marietto però deve fare il cross, non è adatto ai cross. Mamma mia, ancora sofferente, adesso stiamo rischiando tutto per tutto, fra un po' devo mettere anche offensivo, anche se siamo in 10. Vai Hamsik, vai Marek. Hamsik inizio di stagione comunque è buono, ma non da Hamsik. Hamsik sbaglia tutto Marek. Fuori gioco. Dai Fioi, crediamoci. Draxler, anche Draxler un po' in ombra. Ancora errore ma porca puttana, bisogna fare sti errori però. Vai, il portiere deve uscire, attenzione, bravissimo. Siamo ancora salvi, mamma mia che sofferenza però. Callejon. Cerchiamo di non sbagliare i passaggi semplici. Martens. Ma vai a fare in culo, Besoide. Occio. Quadrado ancora. Ormai in difesa siamo messi malissimo. Siamo senza il centrale. 77esimo. Vai. Ma vaffanculo, devo fare dei cambi assolutamente. Dio santo, che do coglioni però. Perdere questa sinceramente mi sta sul cazzo. Ora mettiamo Pandev per Igua, che secondo me è stanco infatti. Al posto di Caie. Pochi giocatori. Zapata, vabbè, anche se non è proprio il suo loro, chi se ne frega. E Ilner per Draxler. E anche per questi però non posso essere così stanchi però per 2 partite. Devono un po' rivedere la stanchezza però sinceramente non mi sembra molto reale. Onda. Rossi. Gol della Fiore, no, invece no. E invece no. Calcio d'angolo, grande Reina, grandissimo Pepone. Però sta arrivando una sconfitta pesante. E c'è ancora un strepitoso Pepone. Sarebbe bello il gol beffardo del pareggio, dai. Pasquale, calcio d'angolo. Ancora Reina, scatenato Pepone. Ma chi la passa, Borca Valero. Ancora però recupera la Fiorentina un po' fortunata, anche sinceramente nei rimpalli. Ancora miracolo della difesa napoletana. Fallo, no, meno male, ma ancora. Oh, ma ragazzi, i contrasti sono tutti della Fiore, Vai Reina. Ancora errore. Ormai sono un po' sfiduciato sinceramente. Cosa è successo? Non lo so. Fuori gioco? Ah, Dio mio. Dai, sì, però non vinciamo un contrasto, non ne vinciamo mezzo, che 2 coglioni. Gol. Che 1-0 di merda. La squadra è stanca, però dopo con l'uomo in meno purtroppo. Dai cazzo, dai, va a cagare. Vai ragazzi, voglio il riscatto dopo la sconfitta a Firenze. De Laurentiis mi ha dato un messaggio che devo assolutamente vincere questa partita e migliorare perché non è andata giù la sconfitta con la Fiore. Erano anche in 10 però, fino a 11 contro 11 stavo giocando meglio io. Vai ragazzi, voglio la vittoria al San Paolo. Comunque è squalificato Astori, ho messo Fernandez e
Poi Cannavaro è stanco. Occhio, gol. E ho messo anche Inler al posto di Insigne che è stanco. E ho spostato Hamsik trequartista. Vai. Bisogna fare qualche ritocco però, che la rosa è un po' corta. Attenzione, attenzione Igua, Gonzalo, parata di Andujar. Non ci voglio credere. Mertens, pennellamela. Fuori. Buon Napoli dopo 11 minuti però. Occhio, Monzon. Dalla prima. Questa la dobbiamo vincere, Fioi, questa la dobbiamo vincere. Castro. Buonissima, Mertens. Ma sì, però non è possibile che si mettono 30 anni però a tirare, non è possibile. Non è umanamente possibile. Altro gol mangiato. Dai Fioi, dai, bravo Hamsik. Questo lo stiamo giocando bene però. Hamsik! Ancora un duello. Mertens. Prova il cross. Vai Inler. Inler per Callecon. Callecon prova il tiro a girare. Una merda umana. Che tiro del cavolo. Rinvio, ottimo Napoli, ma è il solito problema, fa fatica a segnare. Izco. Va a cagar. Inler. Occhio. Occhio ragazzi. Aia. Inler. Hamsik. Bravissimi Mertens, vai Mertens, regalacela. Tiro di merda. Sto tirando da fuori, però tutti tiri sinceramente non complicati per il portiere. Ecco, bello sto passaggio. Recupera bene il Napoli però. Dai cazzo, tira! Niente da fare. Rigore, no, sì. Dai che sbagliano, ti prego, dai che sbagliano. Niente, Tarsigdis. Peruzzi. Izco. Castro. Izco. Vai Mertens. Draxler. Vai Draxler. Purtroppo Draxler insomma non sta giocando al massimo, non si è ancora ambientato. Dai, deve smentirmi Draxler oggi. Niente da fare, 0-0, stiamo dominando, ma non arriva il goals. Barriento, se no la beffa per cortesia. Bravo. Ma recupera ancora il Catania. Tutti sembrano il Barcellona, è pazzesco. Tutti sono messi, non puoi rubare palla. Gol, mamma mia. Sembra che arrivasse al difensore. C'è l'attaccante, scusate. Troppa fretta, niente da fare. Primo tempo un po' balordo. Gestione squadre. Al posto di Draxler. Proviamo Zuniga, che non è proprio il suo ruolo. Questi sono gli uomini che ho, Fioi. E così devo un po' inventarmi i giocatori. Igua. Ma porca puttana. A gennaio ho bisogno di un po' di rinforzi,
Aia, aia. Fallo, fallo. No, è inguardabile anche oggi l'arbitro. Vai Zuniga. Niente, non c'è niente da fare. Ocio. Berghessio, il Berga, mamma mia. Vara la salva, grande Pepone. Dai Pepone. Vai Mertens. Sì, vabbè, però non possono stopparla così, cioè non è umano, sinceramente, non è umano. Ilner. Dai Ilner, che è la tua possibilità di giocare oggi, sfruttala. Come sempre recuperano. Non mi sta piacendo la squadra però, non mi sta piacendo. Albiol. Gol del Catania 1-0 Berghesi. Al primo tiro in porta, non ho parole, sì. Non ho parole, do not parole in vero inglese proprio. Cioè, sono tutti il Barcellona, però è quello che mi fa strano, cioè, non sbaglio in un passaggio. Dai, Mertens, è che possiamo comunque recuperare. Igua, bellissima azione, ma tira! Impressionante. Non tirare, accumulativo di merda. Vai Mertens. Mettila bene in mezzo, ti prego, pareggia. Certo che veramente la fortuna non sta a casa Kumendone. Stiamo giocando 50 volte meglio in un tiro. Gol del Berga. Occhio, Barrientos, adesso il Napoli chiaramente è sbilanciato. Offensiva. Ancora errore, niente da fare. Tutti i contrasti sono del Catania, cose mai viste. Vai Igua, vai cazzo. Spaccala sta po'. Sì, vabbè, però che do coglioni. Oh, non vinco un contrasto. Ma uno che sia uno. Dai ragazzi. Questo deve essere gol. E c'è il gol di Mertens. Azione strepitosa del Napoli. 1-1. Mertens Igua. Sì cazzo, dai. Dai Fiore, se andiamo a vincere. Abbiamo 12 minuti per portare a casa i 3 punti. Bellissima azione napoletana, cazzo. Allora un tiro, un gol, miseria. Igua, uomo assist. Mertens uno dei migliori comunque. Grandissima intuizione di questo modulo. Armero lunga. Izco per Monzon. Bravo Maggio. No, era di là il passaggio. Ma perché la passa di là che era da tutt'altra parte? Mamma mia. Dai che la perde. Dai che il portiere fa il cappellone. Dai che roba nostra. 3 minuti alla fine. San Paolo un po' deluso, però è anche De Laurentiis inquadrato adesso. Il Dela è incazzato. Forse rischiamo già il posto. Speriamo di no. L'obiettivo è vincere il campionato. 1-1 ragazzi. 1-1. Vediamo la classifica ragazzi, siamo a 20 punti, a 6 dalla vetta, siamo ancora tutti là fortunatamente, però è chiaro che l'è dura, un buon campionato come prima stagione, ma se l'obiettivo è lo scudetto dobbiamo marciare a un ritmo più elevato. Questo era l'ultimo video di FIFA su Old Generation, speriamo bene per il suo copyright e aspetto risposte per capire se si potrà registrare con l'Avermedia sulle nuove console. Raga, un saluto dal Kumendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.